Ganturia e Daio Fiediate. Cadusigi Bruvano osa cupa accompagna ai vivi o ai morti. O canto polifonia di così importanti passapiedi di Tavagna. C'è qui a Ganturia di Daio che prova a fare a trasmissioni e ma scontrarli subito. La Ganturia è nata veramente un scopo di gente che erano di Urione, più o meno allontanati o vicino, tutta gente che, tutti i casi appassionati di canto. È nata questa qui perché ce ne state le altre Ganturie, ma questa qui è nata una decina d'anni, 15 anni, non so più perché abbiamo cantato sempre cantato. Lo scopo era di ripiare tutti i nostri canti che avevamo di questo regione di Adavagna, mica forse che taglio perché si cantava mi pare un po' dappertutto, ma il solo che ci è fermato era l'ultimo che ci fermavano erano un taglio, dunque ci siamo appoggiati tanto a ciò che si faceva già e il ruolo soprattutto che le avevano i nostri vecchi, vuol dire di una tradizione bio, facevano cantare, facevano presenti ogni giorno, sia per i visti, i morti, erano sempre qui o per messe sull'ene, erano sempre qui per essere presenti e campare la sua tradizione. È importante dire un scopi di Ganturia di seguire per i momenti festivi e messi vivi, ma di non per i momenti difficili di aiutare i paesani e i messi morti. E c'era questo scopo qui, ma c'era di nuovo scopo di tramandare, vogliamo acquistare ciò che ci hanno legato di noi. Questo era il lavoro e dopo occupare questo spazio qui nei momenti veramente, come dite, difficili e essere presenti assai e occupare lo spazio. Ci pare quasi naturale di fare questo lavoro qui tutti insieme, ma c'è stato un lavoro lungo di appropriazione. In un repertorio a Ganturia c'è dunque di sicuro il canto sacro, ma c'è di nuovo profano con un tipo di canto specifico a Davagna, un madrigali. Questi madrigali qui non si trovano che in Tavagna. E dunque di noi ci vuole fare campare troviamo sempre occasione ancora in Asia perché ci sono ancora visti momenti più festivi ci permette di cantarli e farli scoprire di noi perché certi l'hanno inteso parlare ma non ne conosciamo mica e di una maniera di metterli intorno ai momenti importanti di noi, di festivi di noi e farli conoscere. Lo scopo è di far campare tradizioni tavaninca, ma di non di tramandarla di leva per leva. Sono curati per passione di Gerardo, perché lui mangiano dei credi di Gerardo. Come caro cantava, morci caro cantava, allora morci caro cantava a messa, come caro cantava in canese, ma cantava il provano. Donc, sono giunto naturalmente a curare questa cantoria. Se non c'è mica trasmissione, di tutte maniere, il canto è perso. Donc, non c'era Yvon Duguigi che registravano e che hanno permesso di fare a lì è stata guida, dopo ci sono la cantoria che è venuta, ci sono i giovani di Rugioni che si sono messi nella cantoria, di voleri e hanno permesso di fare questa trasmissione qui. C'è una voglia di fare che i canti in alto non si perdessero mica, c'è una voglia di stare assente, di ritrovare i canti in alto
e a oggi la ritroviamo io di fatti a gente che si interessano a questo ribiano la trasmissione di girato.